scusate. Uno, due, tre, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quando eventualmente ve lo passate poi. Buongiorno a tutti. Buongiorno e benvenuti nella sala stampa che porta il nome di una scrittrice prestigiosa, sala stampa qui a Palazzo Ferrofini, la sala Oriana Fallaci. Oggi ho l'onore di dialogare con amici di un aspetto, di un tema fondamentale per i nostri giorni, che è il tema del mondo della scuola. Apro una parentesi e colgo l'occasione per augurare anche il mio speciale in bocca al lupo a tutti i ragazzi e le ragazze che oggi stanno in questi giorni, stanno affrontando io lo chiamo ancora esame di maturità, quindi per me rimane sempre la maturità. Noi oggi abbiamo l'onore e il piacere di avere tra poco in collegamento, appena ce lo comunicheranno, il ministro Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione e del merito, che dialogherà con noi oggi proprio delle tematiche della scuola. Vi presento i nostri ospiti, che sono i protagonisti di oggi, con i quali dialogheremo di Circolo Lettera 150. Vi spiegheremo anche di cosa stiamo parlando. Abbiamo con noi il dottor Carlo Eufemi, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, e il professor Luciano De Giorgio, nuovo referente regionale del Circolo Lettera 150 del Veneto. Ecco, dicevo che prima del collegamento con il Ministro andiamo un po' sciolti oggi, appena il Ministro si collega parliamo direttamente con lui, perché ripeto è un onore averlo anche in collegamento qui da Venezia. Avevamo piacere presentare al Veneto Lettera 150. Lettera 150, io vi do una piccola introduzione, poi Carlo Eufemi vi darà una descrizione più dettagliata. Lettera 150 è nata nel 2020 come progetto culturale, un progetto culturale che è nato, lo capite già voi, no? In un momento drammatico, un momento in cui il Covid imperversava e dove tutti, non solo i nostri ragazzi che erano nelle scuole, ma le famiglie, la società intera, viveva un momento estremamente drammatico, un momento di rassegnazione, di pessimismo, di paura. E in quel momento lì il ministro Valditara, quello che diventerà il ministro Valditara, crea questa chat, questo luogo di confronto, un luogo di confronto civile, costruttivo, libero, scevro da ideologie, dove scambiarsi opinioni, confronti, dialoghi, dialettica, per creare connessioni. Io ricordo una sola frase, poi passo la parola a Carlo, che ci racconterà bene lo stato dell'arte dei circoli in tutta Italia, perché da lì poi c'è stato appunto un domino, un bel domino in tutta Italia. Ricordo una frase che allora il ministro ha detto e ha citato e che secondo me connota quello che sono i circoli Lettera 150. Il ministro diceva: competenza e merito dovranno contare più di quanto avvenuto in passato. Gli uomini di scienza sono e saranno decisivi per sconfiggere il male, il virus. Devono poter essere rilevanti per costruire il bene. Ecco, io direi che è una frase importantissima che traccia un po' anche, quasi anticipatoria, no? Delle riforme che poi abbiamo visto calare e mettere a terra dal Ministro, riforme che poi ne parleremo, ne tracceremo alcune linee che sono fondamentali e sono, ripeto, lo ridirò altre volte, una rivoluzione copernicana per come lo vedo io anche da mamma nella scuola. Ecco, adesso facciamo un po' il punto però di queste strutture, di queste nuove realtà che all'interno delle varie regioni italiane stanno lavorando e mettendo a terra proprio il programma di Valditara. Quindi passo la parola a Carlo Eufemi, ripeto, dell'Ufficio di Presidenza, Consiglio Superiore Pubblica Istruzione. Grazie Carlo.
Grazie Silvia, intanto è un grande piacere essere qui, grazie per l'invito, per la bellissima iniziativa che consente di portare in Veneto la parola in lettera 150 e quindi la parola del ministro Valditara, con il quale io mi onoro di collaborare. Quando il ministro mi chiamò per dirmi se ero disposto a dare una mano, da uomo di scuola che ha calcato il palcoscenico delle scuole per più di 50 anni, io sono andato in pensione quale dirigente scolastico l'anno scorso, io mi sono sentito subito onorato e orgoglioso di aiutare un ministro che già alle prime battute del suo mandato ministeriale aveva dimostrato di voler cambiare passo. Ed era il linguaggio che nelle scuole ci aspettavamo, quindi non i vertici, non gli addetti ai lavori, ma coloro che quotidianamente vivono il problema nella scuola, il problema di assicurare ai ragazzi una formazione adeguata, di rassicurare i genitori, di consentire agli insegnanti di avere l'autorevolezza che è necessaria per poter esercitare con passione e tranquillità il proprio ruolo. Ecco, il ministro Valditara da subito ha lanciato dei messaggi che nella base, cioè nella scuola, sono stati recepiti, si è cominciato a recepire. E devo dire che all'inizio anche coloro, magari di avversa posizione politica o con pregiudizi o con preconcetti, sono stati fin da subito costretti a riconoscere che finalmente al governo del paese c'era anche un ministro che parlava il linguaggio che il mondo della scuola si aspettava finalmente si parlasse. Quindi con grande orgoglio e anche con grande riconoscenza io ho accettato subito di collaborare con Valditara, mi sono messo a disposizione fin da subito, ho continuato il mio lavoro a scuola, ma poi finito il mio percorso scolastico all'interno del mondo della scuola direttamente, ho voluto continuare a dargli una mano. Anche in questa visione che lui cerca di assicurare attraverso il laboratorio politico-culturale che Lettera 150 fin dall'inizio ha cercato di assicurare. Lettera 150 è un'associazione che nasce in tempi, come tu hai ricordato, difficilissimi per il nostro Paese, in tempo di Covid, quando probabilmente tutti pensavano a come uscire da quella situazione drammatica. Ecco, c'è stata una persona, un intellettuale, un professore universitario, un uomo impegnato anche in politica, che ha cominciato a pensare che ci dovesse essere una visione per il futuro, cioè non tanto soffermarci a leccarci le ferite di una situazione difficilissima, ma quanto immaginare come potevamo dare una mano all'Italia, al Paese, per risorgere finita la crisi pandemica. E così nacque Lettera 150, cioè un luogo, un pensatoio immaginato all'inizio per professori universitari capaci di elaborare ricette importanti per il Paese, intellettuali che potessero dare una mano a elaborare idee per uscire dalla crisi, e poi pian piano questo progetto è diventato un progetto che è calato in mezzo alla gente. E così è nata l'idea dei circoli. Da poco più di un anno che si sta facendo una grande diffusione sul territorio nazionale, l'idea di circoli che in qualche modo possa servire da una parte a raccogliere idee dalla gente e tra la gente, dall'altra metterle a disposizione di un ministro con una visione del futuro importante che possa farle diventare concretezza, realtà, azioni di governo, azioni amministrative, azioni a vantaggio della popolazione. E questo si sta facendo. Il ministro è un ministro che gira molto, credo, non so quante scuole d'Italia ormai ha girato, è in continuo movimento, raccoglie lui stesso idee nel mondo della scuola, in tutte le categorie, in tutte le componenti che si occupano della scuola, lancia grandi proposte per lo sviluppo di una formazione innovativa e raccoglie consenso. Ecco, abbiamo immaginato che questo consenso però non dovesse essere solo un consenso generico, ma anche tradursi
nella possibilità di dare le gambe a un ministro così capace di un consenso anche popolare che possa tradursi nell'azione che i circoli 150 di lettera 150 possono sviluppare sul territorio. Ne sono nati tantissimi, si stanno sviluppando continuamente, un effetto domino, come tu hai detto, effettivamente. Si sta facendo un grande lavoro su tutto il territorio nazionale e sono circoli dove la gente può portare il proprio contributo, le proprie idee, il proprio pensiero, può dibattere, può confrontarsi, può tirar fuori analisi e soluzioni che poi possono essere recepite da chi poi le deve trasformare in azioni di governo. Ecco, questo è il lavoro che si sta facendo. È nato anche questo bellissimo circolo del Veneto e noi siamo onorati che ci sei tu, Silvia, e ci sia anche una rappresentante prestigiosa del Consiglio regionale del Veneto, perché credo che anche attraverso la tua azione e il tuo lavoro noi possiamo lavorare per far crescere ancora di più e sviluppare il nostro circolo del Veneto parallelamente a quello che sta accadendo in tutto il territorio nazionale. Grazie Carlo, parliamo di Veneto, parliamo del professore Luciano. Buongiorno a tutti, anch'io ringrazio Silvia per questa opportunità che oggi ci ha dato organizzando questo incontro. Carlo parlava appunto dei circoli, anche in Veneto abbiamo creato il Circolo Veneto Lettera 150 con lo scopo di sostenere l'associazione e anche l'azione del Ministro su vari argomenti, perché Lettera 150 poi alla fine si occupa di tante tematiche, dalla scuola alla sanità, all'istruzione in genere, alla formazione, alle competenze, alla sicurezza. Quindi per noi è una grande opportunità questa e ripeto ringraziamo anche Silvia per l'aiuto che ci sta dando nella diffusione di Lettera 150. Che cos'è? È uno spazio, potremmo dire, sempre aperto a nuove argomentazioni, si discute di tutto e questo è importante, ma è soprattutto importante il fatto che si tratta di uno spazio in cui demagogia e pregiudizi ideologici sono completamente banditi a favore di una onestà intellettuale finalizzata proprio alla creazione di comunità dialoganti nell'interesse, e qui lo sottolineo, dei singoli territori e logicamente del paese in tutto. Con il ministro Valditara la scuola, che è una realtà trasversale a vari ambiti della società, la scuola ha subito un grande cambiamento e, come ha già detto appunto Silvia, una vera e propria rivoluzione copernicana. La scuola è aperta a nuove prospettive, ed è una scuola sempre più attenta. Sempre più attenta ai problemi di cui la nostra società è portatrice. Io ringrazio, vi saluto e spero che... ma rimani qui con noi, rimani qui con noi. Sì, rimango qui con voi. Sì. E spero che gli iscritti a Lettera 150 possano aumentare sempre più, perché per tutti noi è una grande opportunità. Grazie. Grazie Luciano. Mi dicono che il collegamento con il Ministro è pronto. Vediamo se riusciamo ad averlo, un attimo di pazienza. Vediamo se riusciamo a collegarci. Ci siamo? Il Ministro è in arrivo da Palazzo Chigi, ancora qualche minuto perché è stato trattenuto, ma fra pochissimi minuti arriva. Va bene, nessun problema. Qualche minuto. Ma noi ne abbiamo da chiacchierare, non c'è mica nessun problema. Allora, per chi non avesse sentito, mi dicono che il Ministro sta arrivando da Palazzo Chigi, quindi abbiamo ancora un po' di tempo per parlare dei circoli. Poi ne parleremo anche con il Ministro, ma io con il Ministro... Così intanto vi introduco quello che pensavo di chiedergli, ma siamo qui a fare anche delle chiacchiere con amici, no? Io quando abbiamo deciso di chiedere di avere l'onore anche di avere il Ministro qui assieme a noi, anche se in collegamento, avevo pensato di chiedere al Ministro tutte le grandi novità, no? Che ha introdotto nella scuola. Io ripeto, utilizzo la parola rivoluzione copernicana perché credo che veramente stia dando una svolta importante, mettendo veramente al centro della scuola i ragazzi, gli studenti, in maniera importante ed efficace. Allora,
mi ero segnata tutte le cose, no? Che le attività che il ministro stava portando alla scuola. Mi venivano in mente i programmi nuovi, il 4+2 delle scuole tecniche, professionali. Poi ho detto, no, non basta una giornata per parlare di tutte queste novità. Poi ho pensato anche alle ultime circolari piuttosto che note, che è giusto anche divulgare, perché magari non tutti lo sanno, che anche qui tracciano un segno importante. Quelle sulle verifiche in classe e sui compiti a casa, che danno un'idea di come ci sia proprio la volontà di dare un'implementazione al rapporto di collaborazione scuola e famiglia, al disegno di legge per esempio per l'arresto, no? Dei genitori violenti nei confronti dei professori, al consenso anche, quindi a tutta la tematica del consenso per le lezioni di educazione sessuale nelle classi. E l'ultima, l'ho vista proprio in questi giorni, il 16 giugno me lo sono segnata, che io condivido in pieno, che è quella della non limitazione, ma abolizione dei cellulari. Io uso parole vecchie, portate pazienza, nelle scuole superiori, perché per me rimangono scuole superiori, non solamente durante l'attività didattica, ma in generale nell'orario scolastico. Sono passi e passaggi, secondo me, molto importanti. Io, quando arriverà il ministro, volevo parlare con voi, se siete d'accordo, vorrei approfondire però un tema che da genitore mi tocca molto le mie corde, e anche per le tematiche che ci sono state negli ultimi purtroppo anni, parlando anche di baby gang, parlando di tematiche e problemi che abbiamo avuto con i nostri ragazzi. Ed è un approfondimento che io chiederò al Ministro, legato al fatto che per la prima volta è stata inserita nel corso di educazione civica come obiettivo di apprendimento. Questo è un aspetto molto importante, poi casomai ne parliamo, ne approfondiamo già intanto un pochino noi finché il Ministro arriva, l'educazione al rispetto. Ecco, io quando ho sentito il Ministro in questi anni parlare, la parola rispetto l'ho sentita dire molte volte. E lui l'ha utilizzata soprattutto nei confronti delle donne. Abbiamo visto che ci sono stati anche degli accordi ultimamente, delle convenzioni con altre fondazioni, e quindi un punto di attenzione che il Ministro ha avuto decisamente molto, molto importante. Io mi sono segnata anche qui una frase che ha detto il Ministro e la ricito perché è una frase importante: l'educazione al rispetto che deve contaminare tutti i curricula, così da formare la coscienza civica dello studente. Io credo che racchiuda tutto quello che è il messaggio che il Ministro vuole dare e l'impianto che vuole dare alla scuola. Vogliamo cominciare intanto a parlarne noi finché il Ministro si collega e verifichiamo intanto come va il collegamento? Sì, non a caso è stato uno dei temi più scelti dagli alunni agli esami di maturità. Quindi è scelta azzeccata, attualissima, sembrerebbe antica, perché quando si parla di regole, di autorevolezza, di autorità, di rispetto, sembra che parliamo un linguaggio antico, e invece i ragazzi ci hanno spiazzato, perché alla fine è il tema che hanno scelto di più. Quindi significa che loro stessi apprezzano e capiscono quanto è importante anche tra pari avere un principio del rispetto come uno dei principi fondamentali del vivere civile. Ma è un tema che è stato declinato tante volte dal Ministro Valditara. Immaginate solo quanto si sta battendo perché la scuola ritorni un luogo dove l'autorevolezza degli insegnanti, dei docenti, ma in generale l'autorevolezza e il rispetto degli Carlo, adulti scusa, debba essere uno delle... Ah, c'è il Ministro Valditara. Forse ce l'abbiamo fatta, vediamo adesso se... Eccoci Ministro, ci sente? Vi sento benissimo. Benvenuto. È un onore, grazie intanto, grazie della sua presenza. Un piacere per me, un ringraziamento anche a tutti voi, in particolare a Silvia Maino, per aver voluto
coordinare un po' questa iniziativa, questo incontro. Noi, Ministro, intanto, ripeto, è un onore perché lei ha dato subito, lo diciamo, anche è stato subito molto disponibile a parlare con noi, e noi nel frattempo, Ministro, abbiamo presentato i circoli. Abbiamo presentato la nuova realtà dei circoli Lettera 150 insieme all'amico Carlo Eufemi e al Luciano De Giorgio nell'attesa. E stavamo parlando di un tema importante che io ho citato anche alcune sue frasi che ho ritenuto decisamente molto importanti, perché rimanesse anche traccia di quello che lei ha detto, perché lei ha dato dei segnali importanti, e stavamo parlando appunto della parola rispetto. E stavamo dicendo che è stata una parola che lei ha utilizzato molto, e abbiamo visto che è anche un po' al centro anche del suo libro, lo ricordiamo in questa occasione, La scuola dei talenti, è dell'anno scorso ma è quanto mai attuale, credo, dove si parla di talenti, di merito e di rispetto, parole fondamentali che noi in questo momento stavamo ricordando. Ecco, ci può dire qualcosa, oltre a, sempre parlando in tema di rispetto, stavamo ricordando un po' tutte le sue anche innovazioni, l'abbiamo definita una rivoluzione copernicana, orgogliosamente. Bene, grazie veramente per questa introduzione. Allora, io penso che quella che noi stiamo facendo a livello di scuola italiana sia un'autentica rivoluzione, che definirei una rivoluzione del buon senso. Perché se fate attenzione, dietro ogni percorso di formatore c'è una visione della società, c'è una strategia e ci sono dei valori di riferimento. Si è detto prima giustamente il tema del rispetto. Per me il tema del rispetto è centrale, perché noi dobbiamo affermare una visione di società in cui la persona sia al centro. Questa è una visione di libertà, è una visione matura, democratica, che mette lo Stato al servizio della persona e non viceversa la persona al servizio dello Stato. È la grande sfida, in fondo, che all'inizio degli anni 90 la Lega aveva lanciato, e cioè la sfida non solo della libertà, ma la sfida della supremazia della persona nei confronti di qualsiasi altra piattaforma, che sia di natura ideologica, che sia di natura religiosa, che sia di natura istituzionale. È esattamente il contrario di quello che avviene invece in un certo mondo, per esempio di sinistra. Non è un caso che la personalizzazione dell'educazione, il docente tutor, il docente orientatore, siano state fortemente contestate dalla sinistra, che le nuove linee guida sull'educazione civica che mettono al centro la persona siano state contestate proprio su questo punto dalla sinistra, la quale ha parlato invece di primato della società sulla persona, senza contare che la società ha un senso, il primato della società all'interno dello Stato ha un senso nella misura in cui si riconosce che la società è fatta di persone e per le persone. Cicerone già diceva che le persone si mettono insieme a formare una società proprio per l'utilità comune. Poi c'è l'altro tema fondamentale, quello della responsabilità individuale. Chi sbaglia paga, chi rompe paga. In un'epoca in cui siamo stati tutti abituati a considerare la responsabilità della società e mai della persona, è sempre colpa della società, chi ruba, chi rapina, chi compie atti delittuosi, ma anche il giovane bullo, secondo una certa criminologia o secondo una certa pedagogia, a seconda da quale sfaccettatura si veda la problematica, è sempre colpa della società, magari persino secondo una certa criminologia marxista o radicale è colpa del capitalismo, è colpa della borghesia, è colpa dell'organizzazione sociale che, come dire, emarginerebbe determinate fasce sociali e quindi indurrebbe, favorirebbe la criminalità oppure la devianza, oppure forme di bullismo. E invece dobbiamo rimettere al centro la responsabilità personale.
Poi c'è un altro tema importante, il merito. Il merito che, attenzione, non significa raggiungere risultati di eccellenza che solo pochissimi potrebbero raggiungere. Quella sarebbe una visione aristocratica, elitaria. Il merito significa consentire ad ogni persona di esprimere al meglio i propri talenti, individuare i propri talenti e con l'impegno, ecco l'altro elemento fondamentale, valorizzare i propri talenti. Allora, da qui per esempio la riforma del 4+2, la riforma dell'istruzione tecnico-professionale, una vera e propria rivoluzione nel campo dell'istruzione tecnico-professionale che trasforma le scuole tecnico-professionali in scuole di serie A, che vuole garantire ad ogni giovane un successo professionale in tempi più rapidi e con maggiore qualificazione professionale, senza dimenticare peraltro la formazione culturale, lo studio dell'italiano, dell'inglese, della matematica, rafforzati, potenziati. Il collegamento col mondo dell'impresa. Vedete come si stia dipanando un po' tutta una visione complessiva? E anche qui le nuove linee guida sull'educazione civica, i nuovi programmi scolastici, la conoscenza della Costituzione a 360 gradi, dove l'articolo 41, l'iniziativa economica privata, è un pilastro importante, dove l'articolo 42, la difesa e il riconoscimento della proprietà privata, è un altro pilastro importante, dove la Costituzione europea, la Carta dei diritti fondamentali, che è tra virgolette, la Costituzione europea, è un altro passaggio importante, perché riconosce l'afferenza della proprietà privata all'interno del grande valore libertà. E allora tutto questo, capite, mettere in collegamento la scuola col mondo dell'impresa, valorizzare l'imprenditoria, valorizzare la proprietà privata, considerarli valori costituzionali, educare il giovane alla cultura del lavoro, educare il giovane alla cultura della intrapresa, educare il giovane a considerare la ricchezza non lo sterco del demonio, ma uno strumento per la crescita complessiva della società. Ricchezza, bisogna favorire l'accesso ad essa per masse sempre più ampie. Esattamente l'opposto di quello che propone la sinistra. Non è un caso che la sinistra abbia fortemente contestato la riforma del 4+2, perché dice, Valditara vuole sottomettere la scuola alle logiche dell'impresa. Falso. Valditara vuole collegare la scuola al mondo dell'impresa per garantire ai giovani opportunità lavorative, una formazione sempre più moderna, sempre più adeguata, per colmare quel mismatch che fa sì che ogni anno solo Confindustria stimi che per le proprie imprese 400.000 giovani non abbiano la possibilità di essere assunti nonostante le imprese li richiedano, ma quelle specializzazioni non sono offerte dalla scuola. Allora, capite che questa è un'altra grande sfida culturale. Poi c'è la sfida culturale di tornare a rispettare l'autorità. Autorità che non c'entra nulla con autoritarismo. Autorità significa un elemento strutturale della democrazia, come riconosceva Hannah Arendt. E allora se io non rispetto l'insegnante, l'autorità dell'insegnante, non rispetto l'autorità del carabiniere, non rispetto l'autorità della pubblica istituzione, entra in crisi la democrazia. Chi è che ci ha insegnato a delegittimare l'autorità? Il 68, il 77, Deleuze, Guattari, tutta questa gente. La sinistra odierna, guai a parlare di autorità. Valditara autoritario, Valditara repressore, Valditara fascista, nulla di tutto questo. Hannah Arendt era una studiosa, grande studiosa ebrea di sinistra che sosteneva che senza autorità la democrazia entra in crisi. Poi c'è tutto il tema della identità fondamentale, l'identità che parte dal comune, parte dal cantone, come diceva Einaudi, parte dal luogo dove si è nati e dove si risiede, comprende la regione e poi si estende ovviamente allo Stato, alla Repubblica, alla res publica, alla patria, patria che non è un disvalore, ma è un valore fondamentale all'interno della nostra Costituzione,
sacro dovere di difesa della patria a carico di ogni cittadino. E allora anche qua la riscoperta della nostra storia, la riscoperta della nostra identità, da dove veniamo, chi siamo, dove vogliamo andare, per saper integrare, perché l'integrazione si fa avendo ben chiari i valori, ben chiara l'identità di chi accoglie, altrimenti anche chi arriva o finisce con l'imporre i suoi valori oppure non sa dove andare, non sa come fare ad integrarsi. E anche qui, perché è importante conoscere la geografia? Perché è importante ridare valore alla geografia? Perché il 50% dei ragazzi italiani non sanno neanche dove è situato il Po. E come fai a essere cittadino italiano se non sai dove è situato il Po? E ancora, vogliamo veramente far sì che questi ragazzi abbiano delle chance di successo formativo, di successo lavorativo? Se poi questi ragazzi diventano adulti e questi adulti oltre un terzo dei casi non sanno capire un testo scritto e non sanno comunicare quello che hanno letto, e allora basta con lo spontaneismo espressivo tipico di una certa pedagogia di sinistra, sì invece la cultura della regola, grammatica e sintassi, sia i riassunti, ma sia anche le poesie a memoria, sia il latino perché insegna un ordine mentale, la razionalità, la logica. Vedete come si stia dipanando tutto un percorso culturale, una grande rivoluzione culturale che distrugge dalle radici il modello che è stato in 50 anni sapientemente, pazientemente costruito dalla sinistra. La cultura dell'Occidente, la storia dell'Occidente, Grecia, Roma, Gerusalemme, la conoscenza della Bibbia, non perché noi vogliamo essere clericali, al contrario, proprio il cristianesimo afferma il grande principio, e fu la prima religione ad affermare il grande principio della laicità dello Stato. Date a Cesare quello che è di Cesare, ma perché non possiamo conoscere veramente la nostra arte, la nostra letteratura, la nostra musica senza conoscere quegli elementi minimi della Bibbia. E tutto questo significa ridare entusiasmo ai nostri ragazzi, partendo dalla scuola, la centralità del lavoro come valore. Quando io leggo certe indagini demoscopiche per cui i ragazzi non danno più valore al lavoro, mi preoccupo. Dobbiamo invece ripristinare la cultura del lavoro, la bellezza, il rispetto verso il lavoro, verso i manufatti, portiamoli nelle scuole, dicevo, dei mobili fatti artigianalmente perché capiscano che dietro c'è intelligenza, genialità, creatività, ma anche fatica. La fatica, l'impegno sono fondamentali per una società. Quando io ho usato una volta la parola sacrificio, è come se avessi detto una bestemmia, e c'è il solito psicologo di turno che dice guai a parlare di sacrificio. A viva Dio, se vogliamo raggiungere dei risultati, dobbiamo saper fare anche delle rinunce, dunque dobbiamo saper sacrificare qualcosa che avremmo voluto ottenere, ma che ci avrebbe impedito di raggiungere obiettivi ancora più elevati. Ecco, allora, questa è una visione di società che non soltanto si basa sui diritti. La Schlein ha fondato e la CGIL hanno fondato la loro campagna elettorale e la loro campagna anche politica solo sui diritti. Accanto ai diritti ci devono essere anche i doveri, perché come insegna banalmente il diritto, a ogni diritto corrisponde un dovere. Se non c'è un dovere corrispondente e se i cittadini non sono abituati alla cultura dei doveri, non solo quelli dei diritti, lo diceva già Mazzini, che non era certo un reazionario o un fascista, anzi potremmo definirlo un uomo di sinistra democratica, se non c'è la cultura dei doveri una società non sta in piedi. Ecco perché ho parlato di rivoluzione del buon senso. Capite che in realtà quello che stiamo facendo a livello di scuola è cambiare la società italiana, è cambiare l'impianto valoriale della società italiana. E mi fa molto piacere, qui concludo, che questo nuovo Papa, nel discorso che ha fatto agli amministratori, abbia citato un passo del De Repubblica di Cicerone. L'abbia citato, fra l'altro, per dire che esiste una legge naturale che prescinde dalle leggi scritte e che è comune a tutti i popoli, in tutti i tempi, in tutti i periodi storici.
e per dirci che quella legge naturale presuppone dei doveri a carico di ogni uomo e presuppone anche la consapevolezza di quella che il Papa Cicerone in realtà usava un altro termine, certamente affine, la frode, l'atteggiamento fraudolento. Il Papa lo definisce il male e quindi ritorna, dopo decenni di relativismo, quello che già in fondo Papa Benedetto XVI aveva invitato a considerare la lotta al relativismo, la distinzione fra bene e male, una distinzione che non si poggia sulle leggi positive, ma si poggia sulla naturalis ratio, su quella ragionevolezza, su quella natura delle cose che è comune ad ogni persona di buon senso in tutte le epoche storiche. Ministro, grazie. Io più che grazie, non so che dirle. Lei ci ha fatto veramente un onore. Questo suo intervento è seguito, come sa, in streaming ed è avvenuto in diretta. Io la ringrazio perché lei sta dando una grande opportunità alla scuola italiana e le sue parole di oggi ne sono una conferma. Adesso serve l'impegno di tutti noi per metterle concretamente a terra, del resto delle istituzioni, della comunità scolastica. E nel ringraziarla le voglio strappare una promessa, però noi l'aspetteremo in Veneto. Ci piacerebbe averla di persona, magari in autunno, quando sarà possibile, con noi. E quindi le voglio strappare proprio questa promessa che ci farebbe veramente molto piacere. Sarebbe veramente un onore per noi se lei fosse dei nostri. Molto volentieri, già mi posso prendere questo impegno, poi tramite l'ottimo Stefano Bolognini concorderete la data. Benissimo. Sicuramente organizziamo. La lascio a Carlo, che ha piacere fare un saluto, e la ringrazio ancora molto per il suo intervento. So che ha un altro impegno, un saluto. Sì, solo una cosa rapida, Ministro. Io ricordo, ricordo quando la prima volta che ti ho visto, che ho avuto l'onore di parlarti, io ti dissi una cosa, tu stai dicendo ciò che nella scuola tutti pensano e nessuno ha il coraggio di dire. Guarda, a distanza di poco più di 2 anni ti posso dire che finalmente anche nella scuola hanno cominciato ad avere il coraggio di dire che Valditara ha ragione, e lo dicono anche quelli della parte avversa, che magari non lo dicono pubblicamente, ma nelle segrete stanze e nei corridoi sono costretti ad ammetterlo. Anche domani che discuteremo nel CSP le indicazioni nazionali, coloro che diranno che non sono d'accordo, sotto sotto sono d'accordo pure loro, perché la loro base è dalla tua parte. Bene, grazie Carlo. Anch'io. Solo un flash su Lettera 150. Lettera 150 ritengo che sia uno straordinario strumento culturale per avvicinare persone che ovviamente non devono fare riferimento esclusivamente o prevalentemente al mondo della scuola, anche docenti universitari, sia ben chiaro, ma professionisti, impiegati, dirigenti e quant'altro. Questo per quale motivo? Perché dobbiamo avviare un grande dibattito, perché una rivoluzione culturale si può realizzare soltanto se viene portata avanti da una comunità ampia, se viene come dire, articolata ulteriormente, rilanciata, approfondita, migliorata, applicata non tanto e soltanto dalla politica, ma anche all'interno della società. E questo potrà essere, a mio avviso, un grande strumento anche per la nostra Lega, perché ovviamente Lettera 150 è la mia azione sia di ministro sia di esponente, di presidente di Lettera 150, va nella direzione di come dire, rafforzare l'azione del governo, rafforzare la nostra Repubblica, ma anche ovviamente favorire una politica della Lega che sia sempre più come dire, appealing, sempre più gradita all'elettorato di riferimento. Io volevo solo salutarti, ciao, ti ringrazio per essere stato qui con noi e insomma avremo modo di continuare questa collaborazione in Veneto con Lettera 150. Buona giornata e grazie ancora. Grazie a tutti voi. Grazie Ministro, buon lavoro. Grazie ancora. Bene, io direi di concludere, se avete
piacere, lascio a voi, diciamo così, le parole di conclusione. È stato veramente un piacere avervi qui, è stato un onore aver potuto dialogare in maniera anche così serena, franca, diretta con il Ministro, e a voi i saluti. Beh, la considererei una partenza, nel senso che da oggi lavoriamo per sviluppare sul territorio anche del Veneto i circoli Lettera 150, l'adesione delle persone, ma soprattutto, come ha detto il Ministro, le occasioni di confronto, di incontro, di approfondimento, di analisi, di raccolta dei problemi che la gente ci pone. È il modo migliore per fare politica, per fare lavoro culturale, per fare lavoro sociale, quello di stare con le persone e capire da loro quali sono i bisogni che poi la politica, le sue varie articolazioni, deve poter mettere a terra. Insomma, quindi questo lavoro sul territorio credo che da oggi debba partire e ha in te un punto di riferimento appassionato e importante, e sono sicuro che faremo grandi cose. Grazie Luciano, così parliamo anche del Veneto, diciamo che siamo partiti anche in Veneto e Infatti, continuiamo. così come ho detto appunto all'inizio, abbiamo creato questo circolo Veneto, c'è molto entusiasmo, poi grazie anche a tutto quello che tu stai facendo, sicuramente è un inizio, perché andremo avanti con una collaborazione proficua, porteremo tutte le istanze del Veneto anche direttamente al Ministro, man mano che eventualmente dovessero sorgere dei punti di criticità. L'unica cosa che vorrei dire è che io sono al mio 42esimo anno di insegnamento e non posso che dire grazie al Ministro Valditara, perché vi posso garantire che in 42 anni io non ho mai visto un Ministro così attento alla scuola, così attento agli insegnanti, ma soprattutto così attento agli studenti. Quindi io al Ministro Valditara non posso che dire grazie per tutto quello che sta facendo. Ecco, ricordiamo anche una cosa importante, che il professor De Giorgio è anche responsabile, diciamolo, anche del referente del Dipartimento Scuola, quindi magari facciamo un accenno anche a questo, perché così chi ci ascolta può trovare in lui un punto di riferimento. Diamogli anche i riferimenti, perché se qualcuno ha intenzione di attivarsi e di iscriversi appunto a Lettera 150, diamo 2 riferimenti in modo tale che possano anche avere una Certo. una mail o quello che... Sì. Io mi chiamo Luciano De Giorgio, insegno filosofia e scienze umane presso un liceo di Vicenza e oltre ad essere il referente Lettera 150 Veneto, sono anche il responsabile del Dipartimento Istruzione Regione Veneto per la Lega. Ecco, quindi chiunque avesse qualcosa da comunicarmi e tutto il resto, sul mio profilo Facebook potete scrivermi e io vi rispondo immediatamente. Grazie.